Nel corso delle ultime settimane abbiamo lavorato sui nostri blog post sulla cultura di Roma e è stato molto interessante vedere tutte le cose su Roma che rendono Roma, Roma. Una cosa che abbiamo notato è che non c'è molta informazione sulla Chiesa Cattolica. In America ci sono molti film, libri, miti e altre cose che i mass media dicono sulla Chiesa. Quindi, dal momento che i blog non ne parlano molto, ne parliamo noi ora. Abbiamo ricercato le questioni attuali che interessano l'Italia e l'America e visto come la Chiesa Cattolica ha influenzato le decisioni di Roma e di come l'influenza della Chiesa è arrivata qui a Austin su questi temi. Ovviamente non possiamo parlare di tutti, c'è molto più. Ali, stai cercando di fare una battuta su pius con la parola più? Forse? In ogni caso, iniziamo! Questa è una chiesa cattolica a Austin, si chiama St. Austin, che si trova in via Guadalupe vicino alla Università del Texas. È stata costruita nel 1908. Il Vaticano è nato nel 324 e ha una storia molto ricca. Il Vaticano è una fortezza che ha molto potere e molta influenza e governato dal Papa, che è il padre della Chiesa Cattolica. Papa Francesco è il numero 266 in una lunga serie di papi e ha apportato alcune modifiche molto progressive da quando ha iniziato il suo pontificato nel 2013. Uno dei problemi più grandi riguarda il matrimonio gay e se deve essere ammesso. Oggi la Chiesa Cattolica si oppone ancora al matrimonio gay. Ma come compromesso, alcuni leader della Chiesa hanno sostenuto le unioni civili. Il Papa Francesco ha dichiarato pubblicamente che le persone omosessuali non devono essere discriminate. Molti romani sono contro l'idea di unioni civili o matrimoni tra persone omosessuali, ma ci sono anche molti cittadini romani che li sostengono. Di recente, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha approvato una decisione per rendere legale il matrimonio gay. Molte coppie omosessuali in Texas sono sposate, eppure c'è protesta, soprattutto da parte di gruppi cristiani. Oggi Papa Francesco è stato molto pubblicizzato per la sua tolleranza e la compassione per i rifugiati e anche molto coloro che non sono cattolici devono essere trattati con rispetto e misericordia. Questo è un atteggiamento molto diverso da quello che esisteva prima ed è stato un cambio di rilievo nella Chiesa Cattolica. Eppure, molti romani sono contro l'idea di avere rifugiati nella loro area. Nel frattempo, il governatore del Texas, Greg Abbott, ha cercato di bloccare le famiglie in fuga dalla guerra civile siriana. La paura dell'Islam e stranieri tra i cristiani è esistita in Texas e negli Stati Uniti fin dalla loro origine. Credo che la differenza più grande sia che qui il cattolicesimo è una delle denominazioni cristiane, è una delle tante religioni che vengono praticate, ci sono molte scelte, c'è molta competizione, anche nel modo di, per esempio, fare la liturgia, per esempio. Mi piace iniziare ogni domenica andare in chiesa. La Chiesa Cattolica è molto importante per la mia famiglia paterna negli Stati Uniti e per la mia famiglia materna in India. Sempre andiamo insieme in chiesa la domenica, ma secondo me è per tradizione e cultura più dei motivi religiosi. La Chiesa Cattolica è veramente incredibile e ci sono molti più misteri della Chiesa per noi esplorare.
ma del centro di questo piccolo paese nel cuore di Austin. La chiesa e il papà sono molto importanti per tutti.